Assemblea regionale di CIA Veneto qui al Crown Plaza di Limena in provincia di Padova. Si eleggeva il nuovo presidente del sindacato veneto e do il benvenuto a Gianmichele Passarini, che è stato eletto presidente di CIA Veneto. Allora, congratulazioni presidente, inizia un mandato importante in un momento importante per l'agricoltura veneta. Sì, grazie delle sue congratulazioni. È chiaro che noi stiamo vivendo un momento in cui l'agricoltura viene chiamata non solo ad un percorso di innovazione, ma di rilancio nel rapporto anche con i cittadini e con l'opinione pubblica. È un mandato importante, è un mandato che comunque non ci preserverà dal lavoro. Spero che nasca sotto un buon auspicio e che prosegua con altrettanta positività. I punti del suo programma, Presidente? I punti del mio programma è chiaro che nascono da una concertazione di sintesi rispetto alle province, rispetto alle istanze di tutti i territori. Noi abbiamo un'agricoltura che si evolve, abbiamo un mondo volto verso l'e-commerce, abbiamo nuove tecnologie che vengono avanti nel modo produttivo, abbiamo i paesi internazionali, i mercati internazionali che ci chiedono di produrre bene, di produrre in maniera sostenibile. Questi, diciamo, sono i punti che noi dovremmo un attimino raggruppare e rispetto a questi proporre degli obiettivi e delle strategie per una maggiore rappresentanza che sia incisiva e che porti a sostenere l'agricoltura veneta. Polverizzazione delle aziende e burocrazia. Come si fa a risolvere questo stato di fatto per affrontare, come ricordava lei, i mercati internazionali e soprattutto l'e-commerce? Ma è chiaro che la frammentazione non ci porta da nessuna parte. Noi dobbiamo ripartire da quella che è l'aggregazione di prodotto che sia aggregato ma in termini reali, gestito dagli agricoltori. Dobbiamo arrivare ad un patto di filiera che porti ad avere anche una sostenibilità del reddito del brand Italia. Chiaro che poi tutto questo deve essere anche trasmesso ai livelli europei. Noi paghiamo comunque una non Europa politica che ha generato contrapposizioni e addirittura arrivando anche all'uscita di Paesi membri, che deve ripensare il suo ruolo e volgere verso l'agricoltura Italia e poi veneta uno sguardo più propositivo e più dinamico. Per quanto riguarda l'interprofessione, può essere uno strumento utile per affacciarsi sui mercati? Sì, è chiaro, noi come si suol dire dobbiamo fare di tutto necessità virtù. L'interprofessione è uno degli strumenti che riteniamo possa essere funzionale ad un nuovo rapporto con i mercati esteri. Si parla tanto di fare squadra e i rapporti con gli altri sindacati, parlo di Coldiretti e Confagricoltura, anche per presentarsi uniti di fronte alle istituzioni? Credo che sia un passaggio fondamentale. Noi possiamo discutere nelle nostre divisioni per quanto riguarda gli atteggiamenti, gli approcci, ma poi deve esserci un fronte comune compatto, altrimenti su questo la politica gioca un ruolo di frammentazione e quindi ci mette alla porta. Grazie a Gianmichele Passarini, nuovo presidente di CIA Veneto. Ai nostri microfoni salutiamo Dino Scanavino, presidente nazionale di CIA. Allora, un momento importante, questo delle assemblee regionali. Sì, abbiamo assemblee in tutta Italia, abbiamo fatto quelle territoriali e provinciali, ora le regionali stanno andando molto bene perché la partecipazione degli agricoltori è una partecipazione importante, interessata, molti interventi, molti spunti, molte proposte di cui dovremo tener conto nel prossimo mandato. Il percorso assembleare è sempre importante perché ci mette in contatto direttamente con la base, questo è sicuramente una ricchezza. Sostenibilità e innovazione sembrano essere le parole che indicano la via per i prossimi anni, per i prossimi mandati dei presidenti regionali. Sicuramente abbiamo preso intanto le due direttrici che ha indicato il commissario Hogan per la futura politica agricola comunitaria, innovazione e sostenibilità. In questi due termini sta una grande possibilità di progettare.
L'innovazione è innovazione di prodotto, di tecnologia, di processo e anche l'innovazione della rappresentanza. Noi dobbiamo trovare modi nuovi per rappresentare gli agricoltori all'interno delle filiere, per renderli più forti, perché gli agricoltori guadagnino di più. E la sostenibilità, che è una sostenibilità ambientale, territoriale ed economica. Queste sono le direttrici su cui noi svilupperemo il nostro mandato dal 2018 fino al 2022. Grazie a Dino Scanavino, Presidente nazionale di CIA.